foi dando con su compare. Cala un meste nu caschi del sonno. Croccammi via su tana matte e limone. Mi addormentai e iniziai a sognare. Giunse un corteo e l'uomo che ne era a capo disse che era stato mandato da un re. La mia presenza era richiesta a palazzo. Su palanchino che stiu manta palazzo sul reulia da nuenero casi bestiumante festa arrivavo in sala de oro incommenzata sa con gli annuziali a buco notto su resa reina e già un manda su governo dell'isola. Sbarcai sull'isola insieme alla principessa. Nei primi 3 anni di governo promulgai le leggi che migliorarono le condizioni sociali della popolazione. Grazie all'aiuto di saggi consiglieri, grazie all'aiuto del tempo mite, grazie all'aiuto della fortuna e grazie all'aiuto di Dio. L'isola e i suoi abitanti prosperarono per i successivi 20 anni. La principessa diede alla luce ben 7 figli. Purtroppo un giorno la donna si ammalò e infine morì. Fu sepolta in cima a una bellissima collina. Acabau su periodo del Doru, sul re mi era ordinato di tornare a palazzo, poggiare a cura i 7 figli. Via de Sanavi, si sulla barriera diventando niente. Una volta baltia Sanavi, si sulla non si bia pruso. Fia la sparia. Mi decide su sonno, ma gatta ancora in giardino. Pregonto a su compare, ma nau caputro mio vomagu. Tappu contau su isu, spantam a nau cana mariposa. Se sta costia in sammate limone, una formica si dà da pappara. Comenzavo a forrocare in sa messa formica, e in caso una città di Rittia, uguali a su isu c'è affatto. Si via della spezie de Isula, a entro 2 vede enterrata una formica femmina, fia da sa principessa de su isu. Sa mariposa vede s'anima de sa principessa e sa formica esce da su segreto de su isu.